Buonasera, intorno all'hotel Sheraton di San Salvador ancora si combatte, esercito e guerriglieri si fronteggiano ormai da parecchie ore. Secondo alcune fonti, contro i guerriglieri si sono schierati diversi consiglieri americani che prendono parte attiva alla battaglia. All'interno dell'albergo si trovano 4 funzionari di Washington e la Casa Bianca non ha voluto precisare né il nome né il grado di questi funzionari. Il servizio di Lucio Manisco. Formazioni partigiane del Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí hanno catturato un numero imprecisato di ufficiali americani, Washington parla di soli 4 militari, in un'ala dell'albergo Sheraton a San Salvador, nel centro residenziale Escalón, il quartiere più presidiato dalle truppe governative in quanto ospita la sede dell'ambasciata degli Stati Uniti e le ville delle famiglie più ricche del Salvador. I guerriglieri hanno annunziato il loro intento di rilasciare quelli da loro definiti prigionieri di guerra americani, ma solo mediante contatti diretti con l'ambasciata degli Stati Uniti, che ha declinato finora contatti del genere. Gli insorti continuano a presidiare questa notte l'ala dell'hotel occupata alle 4:30 di stamane, altri edifici del quartiere e di quello di San Benito, malgrado i furibondi contrattacchi dei mezzi blindati del battaglione speciale Atlacatal, addestrato in America. Un elicottero da combattimento Huey è stato abbattuto dalla guerriglia, che ha peraltro permesso l'evacuazione dell'altra ala dello Sheraton e il rilascio dei suoi ospiti. Tra questi il presidente dell'Organizzazione degli Stati Americani, il brasiliano João Baena Soares. Aspre le reazioni dell'amministrazione Bush, che ha definito terroristica e barbarica l'impresa della guerriglia. Il Presidente ha convocato una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che è tuttora in corso, ed ha delineato la possibilità di un intervento diretto delle Forze Armate degli Stati Uniti. Un intervento alquanto improbabile, oltretutto in quanto Washington dispone già nel Salvador di un nutrito gruppo di beretti verdi, i cosiddetti consiglieri militari, che comandano diverse unità specializzate dell'esercito salvadoregno. Anche se questa crisi nella crisi verrà risolta nelle prossime ore, si tratta pur sempre di un duro colpo inflitto alle direttive dell'amministrazione Bush e del governo Cristiani, che avevano continuato a dare per annientate le formazioni del Fronte di Liberazione, all'attacco invece da 9 giorni nella capitale e nel resto del paese. Per la prima volta dopo 10 anni si combatte nella capitale del Salvador, a San Salvador, e questa offensiva della guerriglia portata nel cuore dell'apparato militare governativo, seppure con pesanti perdite umane e anche perdite della popolazione, purtroppo conferma un dato ormai inconfutabile. La guerra civile del Salvador non ha soluzioni militari, nessuna delle due parti in conflitto è in condizione di vincere questa guerra sul campo. Non le forze armate salvadoregne, nonostante gli aiuti bellici che fu Carter a cominciare a inviare e che poi aiuti furono intensificati, moltiplicati da Reagan, che dava anche armi assai e sempre più sofisticate, aiuti che vengono ancora garantiti dall'attuale presidente americano Bush. Non è in grado di vincere questa guerra civile neppure il Fronte di Liberazione Farabundo Martí, per una serie di ragioni che rimangono tutte e tuttora valide. La prima è il rapporto di forze, troppo sfavorevole ai guerriglieri, che pure sono più determinati. La seconda è la mancanza di una ipotesi insurrezionale. Nell'81 il fronte si sbagliò, lanciò un'offensiva che esso chiamava finale, offensiva che invece fallì. E questo perché il Nicaragua è una cosa, non l'avevano capito i guerriglieri, il Salvador è un'altra. I due contesti sono ancora diversi. Nel 79 Somoza, dittatore nicaraguense, cadde sì perché fu abbandonato dagli americani, ma anche perché la borghesia locale, la stessa borghesia locale, finanziava ed armava i sandinisti, che erano i guerriglieri del Nicaragua, e li armava pur di liberarsi di un dittatore avido e feroce come Anastasio Somoza. La terza è una ragione geopolitica ed è che gli Stati Uniti non permetterebbero mai nel Centro America l'avvento di un secondo Nicaragua. E quindi questa guerra è interminabile. Le radici di questa guerra sono economiche, sono sociali. È la fame del popolo contadino, contadini che lavorano 2 mesi l'anno attorno ai vulcani, sulle piantagioni di caffè e di cotone, e che poi fanno un'autentica fame. Ogni progetto di riforma agraria è sempre fallito per il violento no degli squadroni della morte, che sono il braccio armato dei terratenientes, del latifondo. L'inno nazionale del partito Arena, il partito di destra oggi al governo, canta in una sua strofa così:
il Salvador sarà la tomba dei rossi, ed è rosso per la destra economica e politica del Salvador, non solo il ragazzo che imbraccia il fucile con la guerriglia, sono rossi anche Monsignor Romero, il vescovo, sono rossi i gesuiti massacrati la settimana scorsa, massacrati soltanto perché difendevano i poveri e chiedevano un po' di giustizia sociale. Una guerriglia che ha spesso sbagliato le sue analisi, recentemente era disposta alla trattativa di pace. Il rifiuto di aprire un negoziato la risospinge ad una lotta, come vediamo, disperata. Soltanto un intervento internazionale potrebbe obbligare i militari salvadoregni ad accettare una trattativa. E veniamo alla politica interna con il Comitato Centrale del Partito Comunista, arrivato oggi alla seconda giornata. L'intervento più atteso, quello di Pietro Ingrao. Il dibattito riprenderà domani mattina. 100 gli iscritti a parlare. Corradino Mineo. La proposta di Occhetto va avanti e nel PC cambia qualcosa. Si precisano posizioni politiche differenti, si va verso una più chiara dialettica. Forse sarà necessario un congresso straordinario. D'altronde era una delle due ipotesi proposte dal segretario e oggi il congresso Ingrao lo ha chiesto. Non vedo con chi, ha detto Pietro Ingrao, il segretario voglia costituire una nuova forza politica. In realtà si vuole dichiarare la morte del comunismo. Su questo Ingrao non è d'accordo. Ritiene che ci sia più di un comunismo, quello di Stalin, ma anche quello che dà forma ai bisogni nuovi, il sentimento ecologico, la differenza femminile, la coscienza dell'alienazione non solo nel lavoro ma nella vita. Oggi c'è bisogno di una tensione più alta verso il comunismo. La stessa questione tedesca, avverte Ingrao, avvelenerà l'Europa se non nasce una forza europea antagonista delle multinazionali e non si avvia una lotta reale per il superamento dei blocchi. Un intervento che accende il dibattito. Lama parla di distinzioni inevitabili. Se qualcuno dice vorrà tradurle in correnti organizzate potrà farlo. Lama però non è per tale soluzione e si schiera con Occhetto, sostanzialmente d'accordo con il segretario anche Macaluso, che però a questo punto ritiene inevitabile il congresso straordinario. Fassino, responsabile dell'organizzazione, precisa che la proposta del segretario è affatto diversa dall'unità socialista voluta da Craxi. Non vogliamo l'omologazione, dice, ma l'Internazionale Socialista è per Fassino il luogo fisico dove la sinistra europea definisce la propria identità politica. Nel pomeriggio il dibattito si intreccia sempre più. La FIGC con Cooperlo propone il superamento della NATO, oltre che del patto di Varsavia. Livia Turco parla dell'orgoglio delle donne comuniste di dirsi appunto comuniste, ma poi racconta le rabbie delle donne tedesche che hanno conosciuto un comunismo, quello dell'Est. E allora la Turco invita Occhetto ad andare avanti con una proposta, dice, capace di rinnovare la politica e la stessa forma partito. Un ponte fra Occhetto e Ingrao? Come è possibile, si chiede esplicitamente Alfredo Reiklin, separare le grandi verità di Ingrao da quell'altra verità morale, laica e comunista, che è l'assolvere al compito che la storia di volta in volta ci assegna? Il realismo e il coraggio politico di Occhetto, dunque, e l'ispirazione comunista critica di Ingrao, insieme per porre all'ordine del giorno una sorta di rivoluzione politica. È una sintesi, quella di Reiklin, di questo appassionante comitato centrale. E a margine di questo comitato centrale ci sono da registrare le dimissioni dal gruppo parlamentare comunista del deputato ligure Antonio Montessore. Il parlamentare si sarebbe dimesso per dissenso con le proposte di Occhetto. Per quanto riguarda le reazioni degli altri partiti, la Voce Repubblicana parla di passi avanti nella costruzione dell'alternativa, che deve avere come perno il rapporto fra socialisti e comunisti. Il portavoce del PSI, Intini, in riferimento ad una frase dell'intervento di Ingrao, sostiene che i socialisti non hanno mai pensato alla prospettiva di unità socialista come ad una confluenza dei comunisti nel Partito Socialista. Le manifestazioni di piazza a Praga hanno sortito un primo concreto risultato. Il governo cecoslovacco sembra avviare un dialogo con il dissenso e riconoscerne il ruolo. Praga, giorno quinto, tutti in piazza a respirare libertà. Sono in 200.000 anche stasera e gli stessi sono gli slogan.
Jacques e Husak se ne devono andare, via il clan dei Bresneviani. È il momento di guardare indietro a quella primavera soffocata se si vuole andare avanti. Eppure qualcosa di mutato c'è nell'aria. Nel pomeriggio il primo ministro Adamez si è incontrato con una delegazione del Forum Civico, l'organismo che da ieri notte raggruppa e in questo momento unisce tutte le variegate frange dell'opposizione. Non ci saranno massacri, non ci sarà legge marziale. Questa la promessa di Adamez. E allora, che cosa ci sarà? È già arrivato il momento del ribaltone? Questa mattina i praghesi hanno potuto leggere sui giornali, ma non sul Rude Pravo, cronache attendibili degli avvenimenti di questi giorni. E anche alla radio e alla TV di Stato si è aperto uno spiraglio di verità, quasi una sorpresa. Tuttavia guai a precorrere i tempi. C'è chi dice tutto sarà finito solo quando rivedremo Dubček, libero non più dimezzato. Ma è dentro il partito che si sta giocando in queste ore l'ultima mano. Il problema è risolto a metà. Via Jacques, molti sono d'accordo se non tutti. Chi allora è il successore per la transizione? Il tecnocrate Adamez o l'ideologo Vojtěch il Duro? Queste le strategie di vertice, la parola è di nuovo alla piazza. Rivendicato da un gruppo di destra e da terroristi baschi l'attentato di Madrid contro parlamentari del partito Eri Batasuna. In questo attentato un parlamentare, Josu Muguruza, è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Dopo la relazione fiume di Ceausescu al 14° congresso del Partito Comunista Rumeno, la stampa non potrà seguire il dibattito, non potrà seguirlo direttamente perché i giornalisti sono stati allontanati, con l'assicurazione però che torneranno nella sala per le conclusioni dello stesso Ceausescu. E per l'unica fonte, che è l'agenzia ufficiale, tutti gli interventi hanno chiesto con grande enfasi che nulla cambi. La Romania, sotto la guida di Ceausescu, sorda a quanto avviene negli altri paesi dell'Est, proseguirà per la sua strada. Abbiamo un servizio ora, un servizio sulla droga. Mr. Lowe, gli interventi militari nei paesi produttori di cocaina si sono dimostrati fino ad oggi un fallimento. Perché allora gli Stati Uniti e i paesi europei non provvedono, non puntano soprattutto a creare delle reti, delle colture alternative e delle reti commerciali alternative alla cocaina? Non pensiamo che l'intervento militare sia fallito, ma le forze armate da sole non bastano a risolvere il problema droga. Senza aiuti economici, senza sostituire le culture, senza programmi educativi, nessuna strategia funzionerà. Secondo lei, quali possono essere gli aiuti ai paesi del Sud America, ai paesi produttori da parte dell'Europa e soprattutto da parte dell'Italia? L'esperienza del governo italiano può servire per la protezione dei giudici che da voi sono stati per molto tempo obiettivo della criminalità organizzata. L'Italia potrebbe occuparsi dell'addestramento di polizie e forze armate della Colombia. L'esperienza degli Stati Uniti dimostra che punendo i tossicodipendenti si riduce la domanda di droga. È una domanda difficile. Non sappiamo se le condanne hanno ridotto il consumo. I drogati non sono né aumentati né diminuiti. Crediamo però che il trattamento senza punizione non funzioni. Continuano i controlli dei nuclei anti-sofisticazioni disposti dal Ministero della Sanità. Questa volta l'operazione riguarda panifici e pasticcerie, quasi 700 le ispezioni, 865 le infrazioni, nella maggior parte dei casi di natura amministrativa, sequestrate merci per oltre 6 miliardi. Alla commissione stragi, con la deposizione dei generali Notarnicola del Sismi e Grassini del SISDE, ancora di scena i servizi segreti per i depistaggi sulla strage di Ustica. Ancora una volta si è avuta la conferma che i servizi si impegnarono soprattutto ad allontanare la verità. Sono venute alla luce nuove contraddizioni e documenti con firme false, ma l'atteggiamento reticente degli ufficiali interrogati rende difficile la ricostruzione della verità. Da domani alle 14 e fino alla stessa ora di giovedì viaggiare in treno sarà molto difficile. I Cobas dei macchinisti hanno infatti proclamato il loro 17° sciopero. Il primo risale all'aprile dell'87, quando avvenne la scissione dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, che anche in questa occasione hanno criticato il coordinamento dei macchinisti.
Questa volta i Cobas avranno al loro fianco anche una parte dei macchinisti del sindacato autonomo FISAPS. Lo sciopero è contro il minacciato taglio del personale e per avere più sicurezza sui treni. Una richiesta che ha coinvolto l'intera categoria dei macchinisti sull'onda della tragedia di Crotone. Sullo sfondo di questa agitazione rimane il problema irrisolto della riforma dell'ente ferrovie. Il ministro dei trasporti Bernini e l'amministratore straordinario dell'ente hanno idee diverse. Schimberni è per la creazione di una società per azione, Bernini è per il varo di un nuovo ente pubblico economico sul modello dell'Enel. Ma non c'è solo il fronte dei trasporti. Ieri hanno scioperato i bancari, mentre i medici pubblici aderenti ai sindacati autonomi scenderanno in sciopero tra il 4 e il 20 dicembre. I medici autonomi protestano contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Tuttavia, i loro colleghi aderenti alla CISL hanno preso le distanze da queste agitazioni. Si devono scegliere, e si dicono, manifestazioni che non colpiscano i malati. CGIL, CISL e UIL insistono sulla riforma dei salari e hanno deciso di scrivere al Presidente del Consiglio Andreotti per sollecitarla. Le posizioni di sindacati e imprenditori su questo punto sono ancora lontane e dopo quella di oggi è stata fissata una nuova riunione per il 29 novembre. Presidente Bianco, che tipo di riforma pensionistica chiedete per i coltivatori diretti? Ma noi dobbiamo distinguere quello che riguarda i vecchi pensionati, per i quali già c'è stato un grosso contributo della solidarietà con l'assunzione a carico dello Stato di 20.000 miliardi e delle pensioni in essere. Ma è in discussione una nuova legge per la quale chiediamo che ci siano contributi adeguati al reddito dei nostri coltivatori e pensioni che non siano minori di quelle degli altri. Il governo ha deciso di rivalutare le pensioni d'annata? In questo discorso ci rientrano anche le pensioni dei coltivatori? No, noi abbiamo i problemi delle pensioni, della riversibilità e dei vecchi pensionati che non si sono trovati nella nuova legge. Quindi si tratta di un atto di giustizia di accordare anche a questi che sono pensionati prima del 69 e di poter avere poter usufruire degli stessi diritti degli altri pensionati. Sono pochi, ma credo che appunto perché siano pochi e che si tratti di un atto di giustizia bisogna compierlo. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura dovrà decidere se trasferire o meno il procuratore generale della Corte di Appello di Napoli, Aldo Vessia. La proposta di trasferimento d'ufficio viene dalla prima commissione referente del Consiglio, dopo le contestazioni mosse al giudice per come ha condotto il caso Siani, cioè le indagini sull'uccisione del giornalista del Mattino. Quasi 50.000 nuovi vani abusivi nel periodo compreso tra il 1983 e l'85, con un incremento del 300% delle cause per questo tipo di reati. Dal 1 gennaio al 31 marzo dell'86 a Napoli quasi 6.000 domande di condono presentate, pari a poco meno di 3 milioni di metri quadrati di costruzioni abusive. Una città grande quanto Aosta, insomma, per dirla con Alberto Lavolpe, direttore del TG2 e moderatore della tavola rotonda, nella quale è stato presentato il libro del pretore Aldo De Chiara, L'abusivismo edilizio nelle aree urbane, il caso Napoli. Presenti insieme all'autore politici, magistrati, avvocati ed un folto pubblico di curiosi, che ha sussultato alle cifre inquietanti di un fenomeno che ha spinto il pretore anti-abusivismo ad affermare che Napoli oramai è un intero corpo di reato. Napoli, almeno nelle zone periferiche, è un corpo di reato, in quanto tutto ciò che è stato edificato al di fuori di qualsivoglia programmazione e norma. Occasione insomma quella offerta da De Chiara per fare il punto sulla situazione urbanistica a Napoli e per ricordare tante cose. Prima fra tutte riteniamo la mancanza di piani particolareggiati a distanza di ben 15 anni dall'approvazione del piano regolatore, rimasto, come abbiamo visto, sulla carta, soffocato dalle migliaia di domande di condono edilizio. Visti da vicino è il titolo di una vendutissima serie di ritratti scritti da Andreotti. Per una volta le parti si sono invertite e ora il visto da vicino è il Presidente del Consiglio Andreotti in un libro di Massimo Franco, il servizio di Fabrizio Ferragni. Mi auguro edizioni successive perché io sono postumo di me stesso. Così Giulio Andreotti questa sera nella sede della Mondadori, interrogato da Panza, Nonno, Tone, Fava e Rinaldi,
e alla fine, seppure si trovasse in una sorta di tana del lupo non troppo aggressivo per la verità, Andreotti ne è uscito assai bene, con battute a raffica e gustosi aneddoti, molti dei quali nel ricco libro di Massimo Franco. È una persona molto più normale di quello che sembra, nel bene e nel male. Ad esempio non è affatto, secondo me, impassibile, è una persona che mi ha dato l'idea di essere molto sensibile a tutto quello che si dice di lui. C'è un episodio che mi è stato riferito e che lui mi confermò, e cioè che dopo il rapimento di Moro la mattina del 16 marzo del 78, Andreotti, che apparentemente reagì con freddezza, svenne, ebbe un collasso nervoso, dovettero andare a casa a prendere un abito pulito da cerimonia. Dopo aver suggerito un nuovo nome per il PC, Alleanza per il Progresso, ha detto che tutte le troppe cattive azioni nei suoi confronti si sono successivamente rivelate un vantaggio per lui. Un libro come questo è anche l'occasione per un bilancio. Possiamo dire se c'è un segreto del potere politico andreottiano? Nessun segreto, spesso sono le circostanze che portano, a cominciare da quelle iniziali, non pensavo davvero di far politica, portano a rimanere nell'attività parlamentare, nell'attività governativa, nell'attività internazionale. Essenziale è cercare di fare le cose con una certa serietà, con un certo impegno, senza un eccessivo interesse personale per rispondere ad ambizioni. Un po' di ambizione c'è sempre, ma non troppa deve essere. Luigi Veronesi, pittore grafico e scenografo, in una vasta antologica nella Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale a Milano, che ne abbraccia oltre mezzo secolo di attività a cura di Luciano Caramel e Piero Quaglino. Una mostra aggiunta alle ultime serrate battute che precedono la vernice, con l'apertura al pubblico da giovedì 23 novembre. Luigi Veronesi, milanese, 81 anni, ha sempre risolutamente rappresentato, felicemente senza ripensamenti, il versante funzionalista e astratto geometrico, più intimamente connesso alle nuove tecnologie, alla scienza e al disegno industriale. In oltre 50 anni di feconda attività ha svolto una ricerca marcatamente sperimentale. A che cosa era diretta essenzialmente? Era diretta essenzialmente a una ricerca di armonia, sia negli argomenti, nelle forme, nei colori, in tutto quanto compone un quadro. La sua avventura artistica, la sua laica determinazione ad una ricerca libera da soggezioni e conformismi si determinano già nei primi anni 30, quando Veronesi aderisce a quel gruppo di pittori raccolti intorno alla Galleria del Milione, che avviano in modo rigoroso e senza clamori polemici una ricerca puramente formale. Fontana, Soldati, Munari, Radice, Reggiani, Ro, Melotti ed altri. La sua linea da quel momento rimarrà sempre sostanzialmente fedele a questa scelta. Lei negli anni 30 è entrato a far parte del più importante gruppo astrattista italiano. La polemica di quel gruppo a che cos'era diretta essenzialmente? Era diretta contro l'arte figurativa di quegli anni, che noi consideravamo falsa e assolutamente negativa nei riguardi della pittura. Nei vicoli e nelle piazzette di un paese del sud 16 anni fa. Sono Anton Ruskens e Guillaume Corneille, esponenti fra i più autorevoli di quel movimento Cobra che tanti significativi contributi ha dato al rinnovamento delle arti figurative nell'ultimo quarantennio, introducendo un modo di dipingere in assoluta libertà. Gli esiti dell'esperienza lucana di alcuni pittori Cobra, insieme ad un'accurata selezione di opere significative di tutti i protagonisti dell'avventura artistica che negli anni immediatamente successivi all'ultima guerra fece emergere la proposta dell'allora giovane pittura danese, belga e olandese, danno vita all'antologica in corso alla Galleria 70 di Potenza a 40 anni dalla prima esposizione collettiva del gruppo allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Per l'occasione Corneille è tornato in Basilicata a sottolineare con la sua autorevole presenza la portata dell'avvenimento e a testimoniare che lo spirito di Cobra è ancora ben vivo. Cobra a été une grande leçon de liberté et je crois que les peintres qui continuent à travailler comme
Cobra era una grande lezione di libertà. Noi pittori tuttora in attività, Alesinski, Appel ed io, ancora oggi seguiamo questo movimento che era accesso alla spontaneità e ad un tipo di libertà assolutamente fantastica, è nell'ispirazione e nella realizzazione. Hitler e assieme a lui il dottor Goebbels li chiamava artisti degenerati, tutta gente, a loro dire, che deformava il mondo e le cose così come erano, gente che rappresentava male, tutti propagatori di vergogne, insomma una umiliazione per la grande Germania. Questi artisti della Repubblica di Weimar, la fragile democrazia tedesca che venne travolta dal duplice assalto comunista e nazista negli anni '20, rappresentano al contrario una fin troppo lucida e spietata analisi della vita in Germania di quegli anni, con le sue miserie morali e materiali, il senso generale della fine di ogni speranza. In ogni volto, in ogni corpo disegnato da un Gross oppure da un Otto Dix, noi vediamo come la raffigurazione di un tipo morale, l'avaro, lo sfruttatore, il maniaco, il dissoluto. Altro che degenerata allora questa grafica critica che si può vedere oggi al centro Ausoni di Roma. Siamo piuttosto nel campo del moralismo, fin troppo acceso, applicato all'arte. E talvolta è pure bene che sia così. Il calcio domani, terzo turno per la Coppa UEFA, giocano Fiorentina, Juventus e Napoli. Tutte e tre le partite saranno trasmesse dalla RAI, il servizio di Carlo Paris. È Maradona l'unica incognita nella formazione del Napoli di domani contro il Werder Brema. L'argentino, che oggi non si è allenato, ancora risente di forti dolori alla schiena, per il resto partenopei al gran completo. La Juventus riceve i tedesco orientali del Karl Marx Stade, un ostacolo non impossibile per i bianconeri che recuperano il sovietico Alenikov. L'impegno più duro tra le compagini italiane impegnate domani spetta alla Fiorentina, opposta ai sovietici della Dinamo Kiev. Il tecnico della nazionale russa Lobanovsky dovrà rinunciare alla sua stella Protassov. L'incontro offre comunque motivi di interesse tecnico spettacolare. Tra tutti il duello a distanza tra Mikhailichenko e Baggio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta dalla RAI. Si comincerà alle 14:25 su Rai 1 con Napoli-Werder Brema. Su Rai 3 alle 17:45 ci sarà una edizione speciale di derby, durante la quale dalle 18 sarà trasmessa Fiorentina-Dinamo Kiev. Su Rai 2 infine dalle 20:15 Juventus-Karl Marx Stade. È tutto per questa edizione, la prossima tra 3/4 d'ora circa. Grazie per averci seguito e arrivederci.